Poteva un giovane gagliardo, appassionato cacciatore nelle foreste bagnate dal Reno, attorno alla metà dell'VIII secolo, aspirare a ricostruire l'impero romano? Neppure in sogno, che doveva essere pesante. La giornata trascorsa a cavalcare con pochi amici, poi strigliare il cavallo, curare i cani, preparare la selvaggina che preferiva ad ogni altra pietanza, possibilmente allo spiedo, affogata nel robusto stomaco digestore, nel vino della Mosella. L'apprendistato alle pubbliche funzioni fu pragmatico. Nel 761 accompagnò il padre, Pipino, in una spedizione punitiva, ossia molto crudele, in Aquitania. E Inardo, suo biografo, lo descrive alto più di 7 piedi, quindi torreggiante per quei secoli, di costituzione pesante, baffi e barba, con il passar degli anni sempre più lunghe. La voce stonava con una cassa armonica da basso wagneriano, era clara, vestiva maglia e mutande di lino, tunica e calzoni. In inverno si copriva con una cappa di lontra. Sempre portava alla cinta la spada. Il 24 settembre 768, a 44 anni, Pipino morì e venne sepolto come Carlo Martello a Saint-Denis, ed a Carlo fu assegnata l'Austrasia, la Neustria e la parte atlantica della Aquitania. Terre più che un regno. Il fratello Carlo Manno, più giovane, ebbe il resto dell'Aquitania, la Burgudia, la Provenza, l'Alsazia e l'Alemannia. Il matrimonio combinato dalla madre Berta tra Carlo Magno e la figlia del re longobardo ebbe breve durata. Dopo un anno Carlo, che non confondeva il letto con il trono, la ripudiò per sposare una nobile ma non regale, Ildegarda, interpretata dal pittore Salvatore Fiume. La vita di Carlo, seppur allargata a nuove responsabilità, restava concentrata sull'hobby prediletto, la caccia. Nel 771 Carlo Manno morì e, giocoforza, Carlo divenne il monarca dell'intero regno dei Franchi, nonché di tutte le terre già del padre. Un immenso territorio ottenuto senza colpo ferire, accettato per responsabilità. Questo è un primo persistente segno del suo carattere. E cominciò a viaggiare da Herstal per i Sassoni, il centro del mondo, a Worms, poi in Sassonia, per tornare ad Herstal nella stagione della caccia. Nel 773 un ambasciatore del Papa Adriano I gli recò la richiesta di scendere in Italia per liberare la Chiesa dai Longobardi pagani. Carlo, pagano, ascoltò, si consigliò con i Franchi. Questi decisero di intervenire a sud delle Alpi. Va rammentato
che i Longobardi erano originari della Pannonia, terra ad est dei Sassoni, che erano già loro sudditi ribelli. La sconfitta dei primi avrebbe potuto scoraggiare i secondi. Desiderio, re longobardo, si rifugiò nella Reggia Italica a Pavia e riparò il figlio e la vedova di Carlo Manno a Verona. La discesa di Carlo dal Moncenisio fu una passeggiata e, stimando lungo l'assedio a Pavia, Carlo si recò a Roma per confermare al Papa la concessione fatta dal padre di città e terre del centro e del meridione alla Chiesa. Nel 774 Pavia cadde. Desiderio fu catturato, immense ricchezze vennero trasferite a nord e Carlo assunse lo stato di re dei Franchi e dei Longobardi. Non ebbe il tempo di godere il trionfo. Dovette inviare 4 spedizioni contro i Sassoni, con dispendio di risorse e poco guadagno. Scarse ricchezze da saccheggiare da quelle parti ed agli ostaggi troppo infidi. Era preferibile rinunziare. Proficua fu invece la campagna contro il duca del Friuli, un longobardo traditore. La guarnigione di Eresburgo fu sopraffatta dai Sassoni, sempre inquieti, e stavolta Carlo non s'accontentò di vincere. Impose la consegna di tributi ed il battesimo cristiano. Fu un passo decisivo. Intuì che la religione cattolica legava i popoli, mentre il paganesimo induceva ad anarchia e ribellioni all'autorità. Lui era l'autorità ed il Papa un utile supporto. Non ci fosse stata la prospettiva di un bottino eccellente in alleanza con l'ex emiro, quindi musulmano, di Cordoba, deposto dai cristiani, Carlo avrebbe potuto riflettere sul suo ruolo storico. Invece, nel 778 attraversò i Pirenei, occupò e saccheggiò Saragozza e prontamente rientrò. Al passo di Roncisvalle si creò la leggenda che trovò mirabili poeti per cantarla. La prima opera che diede inizio alla letteratura romanza è la Chanson de Roland. Accadde che i montanari baschi, bellicosi ed indipendenti, attaccarono la retrovia dell'esercito invitto e la fecero a pezzi. Trovarono a morte il maggiordomo di Carlo, il conte di Palazzo Orlando o Rolando, che era comandante della Marca Bretone. Il resto è storia. Nella notte di Natale dell'800 Carlo fu incoronato imperatore ed acclamato gloria suprema dell'Europa. L'Augusto della seconda Roma, monarca protettore della Chiesa romana. Carlo finì ammaliato dalla romanità e bene venne all'arte. La più importante costruzione a pianta centrale carolingia è la Cappella Palatina di Aquisgrana, consacrata nell'805. Fu la residenza preferita di Carlo, che la arricchì di marmi provenienti da Ravenna e da Roma. San Vitale, la cattedrale ravennate, ispirò l'edificio principale a forma ortogonale. Tuttavia, il complesso era molto più articolato. Nell'insieme
si sviluppava lungo un asse longitudinale fiancheggiato da edifici satelliti ora perduti. Alla corte imperiale convergevano artisti, letterati, clerici italiani, spagnoli ed inglesi. È documentata la presenza di Alcuino e dei suoi amici celti che devono aver influito sulla decorazione con intrecci geometrici più nordici che ispani. Se la pianta si ispira a San Vitale, la costruzione in pietra cementizia spegne la luce e le torri cuspidate, talune in basalto, paiono superfettazioni estetiche. L'interno è retto da 2 cerchi di pilastri concentrici, collegati da archi a tutto sesto, e vi è uno sviluppo verticale con una alta galleria. Volte e cupole mosaicate alleggeriscono la struttura portante, ancor più alla luce del sole filtrata da alte vetrate. Il deambulatorio superiore è arricchito da colonne. Tuttavia, mentre i pilastri scavati nel mezzo sottolineano la circolarità, il timpano rigido sovrastante gli archi della galleria spezza la cadenza armonica nella quale riposa Carlo, l'uomo che si trovò incontrastato sovrano pur preferendo l'estetismo della caccia a quello della guerra. Nel castello della Manta in Piemonte, vicino a Saluzzo, Giacomo Giaquerio affrescò, trasformando in dame e cavalieri dal dolce stil cortese personaggi storici e letterari del periodo carolingio. Nel codice manense li vediamo sereni, impegnati in dilettevoli occupazioni. In realtà vissero secoli feroci di gran rivolgimenti per un provvisorio assestamento. Torniamo a Carlo. Nell'ultimo anno di vita, affidato l'impero all'unico figlio che gli sopravvisse, Luigi, rinunziato anche alla caccia, si apprestò a morire pregando, correggendo libri, aiutando i poveri. Il 21 gennaio 814, uscendo dalle sorgenti calde di cui Aquisgrana era celebre, rabbrividì e in 7 giorni morì. La sua arca funebre, come detto, è posta nel Duomo. Fu iniziata da Federico Barbarossa nel 1165 e terminata da Federico II nel 1215. Tra il 1460 ed il 1470, sulle tracce della canzone d'Orlando, un cantastorie, Luigi Pulci, compose in 23 canti il Morgante, che corresse e da cui aggiunse nel 1483 5 canti. Orlando sta morendo, Carlo si avvicina. O alma giusta benedetta, io benedico il dì che tu nascesti, io benedico la tua giovinezza. E qui ci fermiamo. Il sacrificio di Orlando ha reso eternamente viva l'epopea di Carlo, che avrebbe dovuto essere rappresentato
come la leggenda vuole, è così il canto poetico, e come Carlo la gittò sul mare, il dì della battaglia dolorosa si vede sopra l'acqua galleggiare. È la spada di Orlando, che fu per Carlo il Grande la chiave per entrare nel mito.